Dopo le prime vaccinazioni effettuate a Padova domenica 27 dicembre, ora giornata di stop imprevisto per il ritardo nella consegna del secondo lotto di dosi. I prossimi appuntamenti saranno dunque il 31 dicembre e il 2 gennaio. L'aspetto più importante è stata comunque finora l'assenza totale di effetti collaterali, rilevata dai medici che hanno fisicamente iniettato il vaccino nelle braccia dei colleghi. Col dato che abbiamo festeggiato era proprio l'evidenza dell'assenza di effetti collaterali dopo la somministrazione. Ecco. Anzi, devo dire che il commento da parte dei colleghi era la serenità e per il resto l'attenzione è l'osservazione per 15 minuti, ma quelle che sono le regole che applichiamo in occasione delle somministrazioni delle altre tipologie di vaccini. Intanto l'organizzazione procede, le dosi vengono conservate in sicurezza nell'ospedale di Padova per tutta la provincia, vanno scongelate e poi utilizzate entro un tempo prestabilito. Stiamo verificando adesso dove esattamente sono perché c'è stato il problema col tempo per cui l'arrivo è stato ritardato, poi comunque in azienda noi partiamo subito appena arrivano, il giorno dopo a vaccinare i primi operatori in base al numero di dosi che ci arrivano, che sono già programmate di settimana in settimana. Nell'azienda sanitaria padovana si conta di vaccinare tutti in circa 3 mesi, compresi gli specializzandi, gli universitari e tutti quelli che ruotano attorno all'ospedale. Per i medici che fisicamente hanno iniettato il vaccino, all'inizio c'era un po' di apprensione che poi è scomparsa. Con le prime somministrazioni e sincerandoci del fatto che non creava nessun effetto collaterale, che non dava nessuna reazione locale, poi in maniera molto più serena siamo arrivati alle successive 91 somministrazioni. Resta l'indicazione di non vaccinare chi ha patologie acute in atto o l'alterazione del sistema immunitario o ancora chi ha avuto in passato reazioni allergiche gravi ai vaccini.